Benvenuti, oggi è giovedì 12 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 17:39, la luna si leva alle 4:14 e cala alle 12:23. Oggi la Chiesa celebra San Damiano. Il nome Damiano deriva dal greco e significa discendente da Damia, ovvero secondo la mitologia una divinità dedita alla fertilità. Il 12 febbraio si celebra il Darwin Day, una giornata che onora l'anniversario della nascita di Charles Darwin e celebra i contributi della scienza con particolare attenzione all'evoluzione biologica. Con le sue opere Darwin ha messo in discussione la visione antropocentrica del pianeta, dimostrando che la scienza è uno strumento fondamentale per superare paure e pregiudizi sulla specie animale. In tutto il mondo conferenze, incontri e dibattiti celebrano i valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale. Iniziamo con un caloroso augurio di buon compleanno a Rosy Bindi, che oggi compie 75 anni. Ha avuto una carriera politica notevole, ricoprendo l'incarico del Ministro della Sanità dal 1996 al 2000 e quello del Ministro per le Politiche per la Famiglia dal 2006 al 2008. È stata anche vicepresidente della Camera dei Deputati e presidente del Partito Democratico. L'attrice statunitense Jennifer Stone spegne oggi 33 candeline. È nota soprattutto per aver interpretato Harper nella serie Disney I Maghi di Waverly. E infine auguri a Nicolò Fagioli, calciatore italiano e centrocampista della Juventus e della nazionale italiana, che oggi compie 25 anni. Dispone di ottima tecnica e visione di gioco e si distingue anche per la personalità con cui scende in campo. Nell'ottobre 2023 emerge il coinvolgimento del centrocampista in un giro di scommesse sportive illegali. Autodenunciandosi si dimostra collaborativo nelle indagini e torna a disposizione il 19 maggio 2024, in tempo per gli ultimi impegni di campionato. Il paziente era un poliziotto londinese di nome Albert Alexander, affetto da setticemia terminale. Su di lui, il 12 febbraio del 1941, il medico scozzese Alexander Fleming sperimentò per la prima volta la penicillina. Il malato dopo un mese morì, ma gli effetti curativi della molecola antibatterica furono evidenti. Sapete cosa sono le neuroprotesi? Si tratta di protesi che possono essere connesse al sistema nervoso e che quindi comunicano attraverso una stimolazione elettrica a cambi di temperatura, umidità, pressione, proprio come fa la pelle umana con il tatto. Con questo tipo di sensori si potrebbe provare a restituire la sensazione tattile tramite piccoli stimoli elettrici che arrivano al cervello, ed è per questo che tantissime ricerche sono in corso ed il lavoro di team fisici, ingegneri e medici è di fondamentale importanza. 2 ore di colloquio e la firma di una dichiarazione comune. Il 12 febbraio del 2016 Papa Francesco e il patriarca di Mosca Cirillo I sono stati protagonisti di un incontro storico a L'Avana. Era infatti dal grande scisma del 1054 che i leader della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa russa non si ritrovavano insieme. Esploriamo l'espressione stare con le mani in mano. Non è un luogo comune. Noi italiani gesticoliamo con fervore, riuscendo spesso a riassumere un intero discorso con un semplice sventolio di mani e di dita. È facile comprendere la sua connotazione negativa. Dopotutto, dire ad un italiano che se ne sta con le mani in mano è come privarlo di uno dei suoi tratti distintivi. L'espressione si usa per indicare una persona che non sta lavorando mentre tutti attorno a lei si danno da fare. Oggi esploriamo la vita di Charles Darwin. Darwin non era solo uno studioso, ma un grande uomo che ha trascorso gran parte della sua vita a combattere malattie e malanni mai risolti. La sua vita personale è altrettanto complessa, difficile il rapporto con un padre che lo voleva medico, la stretta simbiosi con la moglie che lo accompagnava ovunque e la sua avversione per le folle, i luoghi aperti e gli spostamenti sono tutti elementi che hanno contribuito al suo disagio. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'uomo nella sua arroganza si crede un'opera grande, meritevole di una creazione divina. Io credo sia più giusto considerarlo discendente degli animali.
Anche l'appuntamento di oggi è volto al termine, ma ci ritrovate sempre qui domani alla stessa ora, sempre su questi schermi. Non mancate, io vi aspetto, a domani e buona giornata dalla vostra Jaire.